Allora, c'è qualche altro step che avete analizzato, che così tanto mettiamo altra carne al fuoco, o tanto ci fermiamo qui? Ma ci sono, esatto, le questioni sono tante. Un altro dato interessante, forse perché potrebbe essere anche utile a chi ci sta ascoltando per capire un po' di più di questo tema complesso che è la sanità, è quello della COT. Magari questo nome vi è arrivato da qualche parte, sarebbe la centrale operativa territoriale. Quindi una sorta di cabina di regia che ogni ULSS dovrebbe avere ancora per la presa in carico del paziente. Quindi consapevoli... C'è, esiste? Sulla carta? Sulla carta c'è. Ok, ma fisicamente non è che ci sia. In alcune aziende ULSS rispetto ad altre diciamo che il progetto e la sperimentazione è più avanti e quindi ci sono anche dei buoni risultati, frutto anche di una storia magari un po' più consolidata in termini di assistenza domiciliare. Diciamo però che tutte le ULSS sono coinvolte in questo progetto. Sarebbe appunto, come dice il nome stesso, una cabina di regia che si prende in carico il paziente nel momento in cui, semplifico, magari esce dall'ospedale e ancora non è in grado di tornare a domicilio, quindi la COT lo tutela, lo accompagna nel complesso percorso assistenziale. E forse per i cittadini questa, diciamo, la COT non è un servizio diretto erogato ai cittadini, ma per i cittadini è molto importante, sarebbe molto importante perché sarebbe un ulteriore punto di riferimento. Non so quanti ne è una forma di comunque non c'è, semplificazione. tranquilli, la COT non c'è, quindi avrebbe dovuto esserci, esatto, ma però lo si trova a che... macchia di leopardo. Allora, intanto il tempo vola, magari direi di dedicare anche un altro appuntamento di approfondimento con la dottoressa perché qui richiede. Prima ha accennato lei il discorso dell'accorpamento delle ULSS. Voi siete d'accordo? Non siete d'accordo? Ma come fatto lo così vedete? assolutamente no. Fatto così è solo si può dire, no? Cioè che non risponde a nessuna logica. Nel piano sociosanitario si era detto che ci sarebbe stato un accorpamento delle aziende sanitarie, ma a fronte, diciamo così, di un'analisi di ciò che c'è sul territorio, cioè un processo che avrebbe dovuto anche accompagnare. Individuando degli ambiti che dovevano essere attorno ai 250.000 abitanti, grosso modo questo era. Io non ho capito perché Zaia in campagna elettorale si sia inventato questa roba dell'azienda zero da un lato e poi le 7 aziende sanitarie. Che guarda, se il processo fosse stato anche relativamente lungo e accompagnato da una discussione e da un coinvolgimento di tutti, avrebbe, non sull'azienda zero noi abbiamo espresso un giudizio negativo, ma sull'accorpamento avrebbe avuto anche un senso. Invece adesso è successo che in realtà non risponde a nessun criterio, perché tu hai delle aziende come le ha fatte lui, con le eccezioni che ha individuato, tu hai delle aziende da 1 milione di abitanti come questa padovana ad aziende di 200.000 abitanti come l'Alta Veneziana, Veneto Orientale. il Veneto Orientale, appunto. Quindi non c'è, come fai? È un modo di fare programmazione completamente diverso. A quale logica risponde se non appunto a logiche di potere? E poi soprattutto questa parte qui di riorganizzazione mi verrebbe governance, un termine difficile, insomma del governo della sanità a livello territoriale, avrebbe dovuto essere la parte finale, diciamo così, di una riorganizzazione per l'appunto dei servizi come abbiamo raccontato oggi, perché in questo modo non sarebbe successo niente. Tu hai individuato l'ambito un po' improprio perché le province stanno scomparendo, però insomma l'ambito provinciale, mettiamola così, delle ex province, però ogni provincia era autosufficiente, cioè ci sarebbe stata una garanzia di risposta in termini di servizi e di modalità di accesso ai servizi, questo almeno era l'obiettivo, analoga per tutti i cittadini, a prescindere da dove abitavano, no? Quindi ci poteva stare, non sarebbe successo niente. Ma se tu, dopo 3 anni, dimostri che hai fatto quasi niente rispetto a quegli obiettivi che ti eri dato con il piano sociosanitario, no? Perché non ci sono le cose che abbiamo detto,
rischi di far scoppiare, perché l'altro tema, per esempio, a proposito di strutture intermedie, sono i centri di servizio anziani, cioè le case di riposo, quindi abbiamo parlato altre volte, ma anche questa sta saltando per aria. E la prima cosa che fai è quella di ridurre, perché secondo te, ma senza presentare nessun numero economico, forse ci sarà un risparmio, perché riduci i direttori generali e l'apparato, diciamo, dirigente ai massimi livelli, 60 milioni, cosa tutta da dimostrare, perché lui in realtà ha nominato dei commissari che hanno contratti capestro, come qualcuno li ha definiti, cioè che blocca, di lunga durata e pesanti sul piano economico, quindi io sono molto curiosa di vedere che cosa significa, e soprattutto, insisto, non è stata fatta questa riorganizzazione tenendo conto del pensiero dei comuni, di ciò che dal punto di vista anche diciamo anche dei lavoratori, ma io non capisco, quando fai delle rivoluzioni, cioè, è possibile che si debba sempre fare sulla testa delle persone? Come dicevamo prima in un momento della pubblicità, cioè ci vorrebbe una levata di scudi qua, solo che si gioca sul fatto che non si dà informazione ai cittadini, i cittadini non sanno, e quando se ne rendono conto ormai il processo è avviato. Molto spesso succede questo, quindi, e forse noi non ce ne abbiamo sufficienza. Però so che là andava, che comunque le USL andavano ridotte, dovevamo ridurle, che poi forse qualsiasi candidato proponeva la riduzione perché andava fatta, per cui in un modo o nell'altro. Dopo il problema è come va poi concretizzata la questione. Insisto che non è un problema di quante, ma di come tu fai la cosa. Non puoi decidere che fai il tetto senza che questo tetto sia appoggiato. L'operazione che sta facendo adesso è appunto il nascondere la testa sotto la sabbia. Siccome non è riuscito a fare quello che questa giunta voleva fare attraverso quella programmazione là, perché se andiamo a vedere, mancano questi elementi, mancano tutte queste cose, cosa fa? Fa la parte finale, no? Perché ecco, adesso si è conclusa, come appunto spiegava anche la dottoressa, anche lei, la programmazione, perché 2016 ha la chiusura. Cosa sta a significare questo? Che adesso c'è la nuova programmazione sociosanitaria, no? Dal 2016, cioè quale step attende i cittadini? Quali sono le novità che dovrebbero attendere? A parte l'azienda zero, cioè dovrebbe attuare quanto non è stato fatto, no? Non lo so, mettiamola così, non lo so che cosa si farà. Io trovo che c'è una grandissima debolezza anche da parte dei comuni, che non solo nostra, che c'è. Comunque come organizzazioni sindacali noi ci stiamo attrezzando per provare a reagire, ci stiamo riuscendo in alcuni territori, in altri no, insomma anche noi. Insomma, è faticoso fare il nostro mestiere in questa fase e rispondere ai milioni di bisogni che i cittadini ti pongono purtroppo tutti i giorni. La cosa che io trovo veramente allarmante però e disarmante è che le stesse istituzioni non reagiscono. Cioè io vedere i comuni che non accettano, no? Bellamente che avvenga questa riorganizzazione che non tiene conto minimamente dei loro pareri, e che cavolo ci stanno a fare? Il comune lo Stato taglia i finanziamenti, decide, perché c'è una forte centralizzazione ultimamente a livello centrale, e anzi vogliono portarla decide anche sulle più. Tasse locali, perché sta succedendo questo. Ma cosa ti rimane a te? Non c'hai più la storia, non c'hai più la possibilità di fare dei servizi. I servizi sociosanitari stanno funzionando se dai delega alle ULSS, perché altrimenti no, perché quel minimo di soldi che c'è sono lì. Cioè, i comuni, i sindaci secondo me dovrebbero insomma reagire un po' di più. Questo è anche il messaggio che stiamo lanciando laddove stiamo facendo gli incontri a livello istituzionale. Però guarda, ti assicuro, siamo gli unici, come organizzazioni sindacali in questa fase che minimamente con poco spazio pubblico stiamo reagendo. Scusa. Unitamente agli altri sindacati, da soli, come vi trovate in questa situazione? Diciamo che questi 20 anni di divisioni da Sacconi ad oggi insomma hanno pesato molto e abbiamo faticato a mantenere rapporti unitari. Diciamo anche però che a livello territoriale è più semplice, perché man mano che vai su è più complicato fare unità sindacale. Io sono fiduciosa perché quest'anno abbiamo iniziato bene, meglio di altri anni, cioè abbiamo capito che forse stiamo
insomma, siamo arrivati ad un punto in cui la normativa, i diritti sul lavoro te li stanno smantellando, i sistemi di protezione sociale, dalla previdenza alla sanità, insomma, te li stanno progressivamente, no, togliendo sotto i piedi, e insomma stiamo reagendo sia a livello nazionale che a livello territoriale. Ribadisco, la forza non è uguale, perché stiamo avanzando delle proposte, stiamo rilanciando una piattaforma sulla previdenza anche a livello nazionale. Io sto insistendo, per quanto conto, insomma, e non conto poco, perché sto lanciando un grido d'allarme e dire che siamo in emergenza sanitaria a livello nazionale, e questo tema va trattato al pari della previdenza e del lavoro, anche perché sulla sanità si può produrre lavoro, e lavoro di qualità, con diritti, e spero che, insomma, che si riesca a reagire. In alcuni territori, insisto, noi stiamo facendo confronti con i sindaci e con le aziende sanitarie. Adesso siamo in una fase di transizione, soprattutto con la sanità, perché per esempio Treviso, che era una delle punte più avanzate sulla sanità, con accordi fatti anche con i 3 direttori, e adesso che se ne trovano con uno solo, bisogna che, insomma, si rimetta tutto in parte in discussione. Bisognerà, insomma, rivedere un po' a livello sì, di sistema sì, generale. Sì. Per quel che riguarda invece degli spunti su cui c'è ancora margine, c'è qualche cosa sempre nell'ambito della sanità o del sociale? Dunque, noi intanto adesso in questi giorni, come organizzazione sindacale dei pensionati, la cosa che stiamo cercando di fare, di trovare, insomma, attraverso un documento comune, condiviso, di cercare un confronto con la Lanzarin, per esempio, perché una delle cose che non si capisce anche per le nuove modalità di compilazione del bilancio, di come viene costruito con le nuove norme il bilancio della Regione, non si capisce bene, perché la cosa chiara è che arriveranno addirittura più soldi sulla sanità rispetto all'anno scorso. Infatti, qualcosa sì. In Veneto, e questo è un bene, mentre sul sociale non è detto. E quindi questo a noi preoccupa molto. La non autosufficienza è a metà fra sociale e sanitario, e noi siamo molto preoccupati che su questo pezzo intervengano nuovamente dei tagli. Questa è la maggiore preoccupazione al momento, vedremo come si svilupperà. Allora, seguiremo questo, cercheremo anche di rendervi partecipi di ogni step, perché sono cose estremamente importanti. Grazie Rita Turati di essere stata qui con noi, CGIL del Veneto, grazie anche alla nostra ricercatrice dell'IRES con questi dati che sono estremamente interessanti. Auspichiamo di poterla avere anche nell'approfondimento della sanità, che così renderà tutti i dotti maggiormente, con più tempo anche a disposizione. Detto questo, naturalmente, come sempre, voi potete chiamare le sedi dello CGIL per tutte le informazioni, per tutti i discorsi che riguardano la pensione. Come sempre sono presenti in modo capillare, telefonate però negli orari d'ufficio, quindi da mezzogiorno, dalle 12:30 alle 15:30, 16, gli sportelli naturalmente sono fisiologicamente chiusi, chiudono alle 18:30, quindi non prendete paura, sono aperti. Insistete, troverete, poi portate tutta la vostra documentazione presso le sedi dello CGIL e vi daranno il supporto necessario, consigli, suggerimenti anche in ambito sanitario, gli step da fare, che cosa, come essere aiutati, insomma tutto vi potrà essere dato come aiuto e come supporto dal sindacato. Grazie ancora, buon proseguimento, arrivederci.